Cari telespettatori della Tenda TV, bentrovati per un nuovo speciale qui dai nostri studi di Vittorio Veneto. Quest'oggi vi parliamo di una realtà vittoriese che di per sé non ha bisogno di presentazioni. Sto parlando di Avis Vittorio Veneto, Avis che però ha raggiunto e ha festeggiato proprio qualche giorno fa un traguardo molto importante. 60 anni dell'associazione Donatori Sangue. Per festeggiare anche insieme a voi telespettatori questo importante compleanno dell'associazione abbiamo un parterre molto ricco di ospiti che sono venuti a trovarci qui nei nostri studi e che ringraziamo. Do il benvenuto a Lorella Piai, presidente di Avis Vittorio Veneto. Ciao Federico. Eccoci qua. E poi abbiamo Michele Daros, vicepresidente di Avis Vittorio Veneto, e Alessandro Dalle Crode, consigliere di Avis. Con tutti loro parleremo un po' anche della storia di Avis, lo dicevo prima, una realtà che non ha bisogno di presentazioni, che fa importante, che ricopre un compito molto importante all'interno della nostra società. Allora, Lorella, iniziamo raccontando con quale orgoglio anche, insomma, qualche settimana fa Avis ha festeggiato i suoi primi 60 anni. Sì, buonasera a tutti. Come dicevi tu, Avis è una realtà che insomma, ha compiuto quest'anno 60 anni. A livello nazionale Avis ha qualche anno in più, insomma ne ha una novantina, poco più di 90. Quindi per noi comunque di Vittorio Veneto è un orgoglio essere arrivati quest'anno anche a festeggiare questo importante traguardo. Solo per citare, per quei pochi che non conoscono ancora Avis o che ci confondono con un'altra Avis magari, Avis è l'associazione dei volontari italiani sangue, quindi già in queste 4 parole c'è già tutto il significato della nostra associazione, quindi la base del volontariato e soprattutto lo scopo, quindi la donazione del sangue. Detto questo, abbiamo appunto raggiunto quest'anno questo traguardo importante dei 60 anni. E se siamo qui a festeggiarlo appunto con i nostri avisini, con i nostri iscritti, lo dobbiamo a quelle poche persone che nel 1959 hanno avuto quest'idea sull'onda di quello che erano un po' le idee nazionali, insomma, di anche creare anche a Vittorio Veneto una sede di Avis. E diciamo che anche per questa ricorrenza abbiamo avuto anche il piacere di avere alla nostra festa l'ultimo dei padri fondatori di Avis Vittorio Veneto, il signor Piccin Fioravante, che quindi ci ha fatto anche questo regalo per i nostri 60 anni e ci ha ricordato un po' anche lo spirito con il quale è nata Avis Vittorio Veneto. E a questo proposito noi andiamo proprio a sentire dalla sua viva voce le parole di Fioravante Piccin, uno dei fondatori appunto di Avis Vittorio Veneto. Lei è uno dei fondatori di Avis Vittorio Veneto. Qual è la storia? Come è nata Avis Comunale a Vittorio? L'Avis Comunale di Vittorio è nata a seguito del signor Bellio, che era, se non erro, segretario all'ospedale di Treviso. Le venne a Vittorio, la parlò con Gino Vale, che era il portinaio qua all'ospedale nostro in piazza Foro Boario, per fondare l'Avis. Gino, amico carissimo, mi ha chiamato e mi ha detto: Tita, senti, sarebbe da fondare l'Avis, cosa è sta roba? Prima di tutto. Allora mi ha spiegato, fissò un appuntamento con Bellio, il quale ne ha consigliato di fondare, ne ha dato i supporti iniziali e soprattutto ha raccomandato una roba: non state demoralizzarvi, sarà duro, ma duro per il primo periodo, poi lentamente la cosa proseguirà e andrà avanti. Così ben cominciare, e le prime donazioni le ben fatte in Piazza del Popolo con l'autoemoteca di Treviso, per dimostrare alla gente, era una domenica pomeriggio,
perché donare il sangue non era niente. Allora era chi che domandava, ma se ho sentito male, ho questo, tutte quelle domande, e vista la tranquillità e tutto quanto che non portava nessun difetto, non portava stanchezza, non portava niente, e ben cominciare ad andare avanti e piano piano siamo arrivati ad avere i 30 donatori per fondare la sezione, e quindi poi abbiamo proseguito andare avanti e siamo arrivati a 60 anni. A distanza di 60 anni i numeri sono nettamente diversi. Qual è la soddisfazione in questa giornata, in questo compleanno di Avis? Ho una soddisfazione enorme, soprattutto quella di vedere tanti giovani e soprattutto gente che ancora a 60 anni ci crede, ma ci crede enormemente, convintissimo di fare soprattutto un servizio sociale e utile per la sanità. Abbiamo sentito quindi con quale spirito pioneristico all'inizio in pochi hanno dato il via all'Avis. Continuo con i nostri ospiti in questa nostra chiacchierata. Chiedo a Michele, il 29, questa intervista è stata estrapolata dalla vostra festa per i 60 anni, il 29 settembre è stata una giornata particolarmente intensa. Sì, devo dire proprio di sì, perché ci siamo alzati all'alba per preparare sia la chiesa che il patronato, dove abbiamo accolto i nostri avisini per la consegna delle benemerenze e poi per i piccoli discorsi, e quindi preparare tutto quanto noi volontari è stato abbastanza difficile, però sempre con l'entusiasmo di... Ricordiamo che le benemerenze, appunto, voi le assegnate per determinati traguardi che vengono raggiunti dai donatori. Esatto, abbiamo avuto anche l'onore di dare ben 5 benemerenze per oltre le 100 donazioni a 5 persone, appunto, e la benemerenza è una spilla che viene consegnata, e per oltre le 100 donazioni è stata consegnata oro con smeraldo. Ok, ecco, quindi proprio nel dettaglio. A seguire, dopo le benemerenze, allora c'è stata la Santa Messa in cattedrale. Abbiamo fatto la Santa Messa in cattedrale. Finita la Santa Messa, siamo recati presso il ristorante per festeggiare tutti insieme. Eravamo ben 480 persone, quindi un bel numero di persone, dove tutti insieme abbiamo festeggiato. Ecco. Anche, scusa Federico, anche insieme alle nostre consorelle, che sono le Avis vicine della nostra provinciale. Certamente. Noi nel corso della nostra chiacchierata in questo speciale vi proporremo ampi stralci della festa. Vedrete tante immagini che abbiamo realizzato per fissare anche quello che è stato un momento molto importante per l'Avis. Alla festa dei 60 anni di Avis c'era anche il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto. Andiamo a sentire anche dalla sua viva voce gli auguri che fa proprio ad Avis Vittorio Veneto. Sindaco, l'Avis comunale festeggia 60 anni, un traguardo molto importante che si festeggia oggi con dei numeri di tutto rispetto. Sì, decisamente sì. L'Avis oggi festeggia il primo sessantennio, speriamo che ne seguano altri di questi sessantenni, visto anche gli splendidi risultati che sono stati raggiunti in questi anni. Elevatissima la quantità di sacche prodotte dai volontari dell'Avis Vittorio Veneto, quindi il tema è stato molto sentito da sempre e ha generato un consesso così numeroso di soci. Credo che con questa scuola già improntata nei decenni sia ora abbastanza agevole il continuare su questa strada. Naturalmente l'amministrazione non poteva non riconoscere questo traguardo. Abbiamo riconosciuto con un'ulteriore medaglia da appuntare al labaro e cerchiamo di essere vicini a questi nostri concittadini che tanto bene fanno per il bene di chi ha bisogno di questo sangue. L'augurio a tutti gli avisini è quello di continuare così. Certo, secondo i loro intendimenti, secondo i loro disegni,
con la soddisfazione di saper riuscire di coprire il fabbisogno. E questo era il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, e abbiamo visto che appunto sul Labaro è stata apposta questa medaglia. Allora, Michele, intanto vi aspettavate questo ulteriore riconoscimento? No, diciamo che l'amministrazione comunale ci ha fatto proprio una grande sorpresa, perché eravamo proprio ignari di questa medaglia. E ci ha fatto, devo dire, molto molto piacere, anche perché è un piccolo riconoscimento per tutto il lavoro che stiamo facendo con Avis, e ringraziamo ancora l'amministrazione per questa sorpresa. Ecco, il lavoro che state facendo con Avis, ecco, mentre continueranno ad accompagnarci le immagini della festa, però iniziamo a parlare invece di quella che è l'attività normale, quotidiana di questa associazione, e soprattutto, lasciatemelo dire, dell'importanza della donazione del sangue. Passerei intanto il microfono ad Alessandra. Così, domanda a bruciapelo, cosa vuol dire essere un avisino? Cosa vuol dire essere un membro dell'associazione Avis? Essere un avisino è bello. Sai che puoi fare qualcosa per qualcuno che non conosci, che ha bisogno, facendo semplicemente una donazione. Un po' di sangue non fa male, assolutamente. E sapere che può aiutare qualcuno a guarire, un bambino, una persona che deve affrontare un'operazione, un trapianto, fa star bene. Ecco, sottolineerei l'aspetto della semplicità. Poi magari più avanti con Lorella sveleremo anche una cosa che mi riguarda, ma insomma dopo ecco. Magari appunto uno che così sta vedendo in questo momento la trasmissione, non si è mai avvicinato ad Avis, ne ha sempre magari sentito parlare, chissà che cosa comporta, cosa vuol dire, eccetera. Invece andrei a sottolineare, magari passando il microfono anche a Michele, la semplicità della donazione del sangue, giusto? Sì, guarda Federico, tanti quando ci fermano e ci domandano pensano che sia una cosa, cioè, incredibile da fare, cioè difficilissima. In realtà è una cosa molto semplice, basta prendere un appuntamento col centro trasfusionale dove viene compilato un questionario, valutato insieme al medico, e se il medico dà l'ok va fatto un prelievo di sangue. Questa è l'idoneità, quindi semplicissimo. In mezz'oretta facciamo tutta l'idoneità. Se è tutto a posto, arriva a casa una carta dove dice che in tal data si può andare a donare il sangue. In quella data lì ci si può recare al centro trasfusionale e si fa la prima donazione. Colloquio col medico, di solito dura 7-10 minuti massimo la donazione e basta. Questa è semplicemente la donazione di sangue. Facciamo del bene a noi, come ha detto Alessandra, e facciamo del bene anche a chi sta male, perché ricordiamo che il sangue è vita, è una cosa che ancora in laboratorio non si riesce a fabbricare, e quindi solo noi possiamo aiutare le persone che hanno bisogno. Lorella, allora, la vostra attività è un'attività costante nel corso dell'anno? Innanzitutto diciamolo sin da ora, se uno volesse entrare in contatto con Avis, dove vi trova? Noi abbiamo una sede che è proprio in ospedale ed è sita, diciamo, è allocata proprio vicino al centro trasfusionale, quindi il centro trasfusionale è anche vicino a dove solitamente le persone vanno a fare le analisi, quelle consuete, quindi siamo ben visibili con una sede che è aperta tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 8 più o meno alle 10, e dopo c'è anche un pomeriggio per anche essere vicini alle persone magari che lavorano, e quindi siamo aperti il lunedì pomeriggio dalle 5:30 fino alle 8.
Detto questo, che è un po' la cosa un po' più semplice, dopo comunque ci siamo in questi 60 anni di storia, ci siamo anche un po' noi evoluti, e quindi ci trovate anche su Facebook, e quindi dopo vabbè, insomma, il sito internet e via dicendo. Quindi per chi vuole mettersi in contatto, queste sono le vie classiche. Durante l'anno ci vedete in giro con le nostre felpe, quindi se vedete un volontario con una felpa Avis, una maglia Avis, sicuramente un gazebo Avis, ecco, quello sicuramente siamo presenti, cerchiamo di essere presenti in altre magari feste. Mi viene in mente Victor, quest'anno siamo presenti lì, oppure se ci viene chiesta la collaborazione, volentieri anche ad altri interventi proprio sul nostro territorio. Quindi contattarci, i mezzi ci sono. Dopo, logicamente, anche noi cerchiamo anche di essere anche attivi, e quindi il nostro bacino di promozione principale è la scuola. Quindi, ma prima di parlare della scuola, sì, perché lì poi apriremo un capitolo a parte. parte, anche perché abbiamo proprio un servizio dedicato, poche settimane fa, sempre a metà settembre, c'è stato un altro appuntamento che ormai sta diventando un appuntamento tradizionale anche per i vittoriesi. Sto parlando di Pedalavis, sì. Giusto Lorella? Sì. Voi siete sempre in prima linea, sia Sì. per fare del bene appunto verso gli altri, Sì. ma anche per far conoscere Avis, Sì. e quella è una delle occasioni. Diciamo che Pedalavis ormai quest'anno è arrivata all'11ª edizione, quindi 11 anni in sella, per promuovere proprio il nostro messaggio, cioè la donazione del sangue. La semplicità della donazione e la facilità con la quale effettivamente ci si può anche mettere in contatto con il mondo Avis. Pedala Avis è ormai un appuntamento ricorrente, vediamo con piacere che tanti aspettano questa giornata, che solitamente è la terza domenica di settembre. E anche qui, come diceva Michele, per noi è sempre su base è sempre volontariato, quindi abbiamo tante associazioni quindi che ci supportano in questo evento, però sicuramente per noi volontari è un ulteriore sforzo, perché si sa che non è quella giornata, si va anche noi a pedalare, però i mesi prima si pedala in modo diverso, nel senso che abbiamo tutta la parte amministrativa e burocratica. Però direi che anche in questo sì. caso poi l'entusiasmo, il calore della Sì. gente va a ripagare Sicuramente. la fatica. Sì, sicuramente quando finiamo Pedalavis, anzi iniziamo Pedalavis, diciamo ma il prossimo anno la facciamo, non la facciamo. Dopo, quando smonti e tutto è andato bene, dici ok dai, pensiamo alla prossima edizione. Ecco, allora a questo proposito andiamo a vederci una breve clip con le immagini più significative di Pedalavis 2019.
rieccoci in studio, queste erano le immagini di Pedalavis 2019, c'è stato un piccolo cambio, vediamo se appunto i più attenti tra i nostri telespettatori se ne sono accorti, anche perché insomma il colore della felpa è cambiato. Fa la differenza, no? Cara Claudia Borsoi, ben trovata. Buonasera a tutti. Ecco qui, e allora così abbiamo creato questo siparietto perché anche Claudia non solo fa parte di Avis, ma è anche uno dei consiglieri, giusto? Esatto, quindi Ecco. questa sera da solita intervistatrice passo a intervistata. Dall'altra parte cambia Sì. il colore delle poltrone, insomma, praticamente. Ecco. Sì, anch'io faccio parte di Avis Vittorio Veneto, da qualche anno anche del consiglio direttivo. Lorella mi ha coinvolto in questa nuova esperienza e quindi siamo qui, ecco, per raccontare l'associazione e speriamo che qualcuno vedendoci insomma si unisca alla nostra famiglia. Faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto prima. Che cosa vuol dire, a parte che tu hai un ruolo anche di diverso tipo, ma che cosa vuol dire essere un donatore del sangue? Beh, vuol dire donare una parte di sé senza chiedere niente in cambio e essere utili per qualcuno pur non sapendo chi è quella persona che aiuteremo, ma siamo comunque consapevoli di poter dare nel nostro piccolo una mano con una parte di sé. Ecco, prima abbiamo fatto riferimento alle scuole, perché è importante, e anche queste nostre trasmissioni, poi ogni tanto con Lorella scherziamo, insomma, perché spesso noi cerchiamo di dare spazio per quanto possibile alle attività di Avis. Non se ne parla mai abbastanza, direi, no? E quindi voi fate un'operazione anche proprio di sensibilizzazione sin dalle giovani generazioni, giusto Claudia? Esatto, entriamo nelle scuole primarie, nella scuola media e poi nelle scuole superiori, quindi ci rivolgiamo anche ad una fascia di età che potenzialmente non può essere donatore, cioè che ha meno di 18 anni e lo facciamo partendo quindi dalle elementari con una modalità di gioco che serve per avvicinare fin da piccoli futuri donatori, far conoscere loro cosa fa Avis Vittorio Veneto, sensibilizzarli sul tema della donazione e chissà magari per loro diventa l'occasione anche per parlarne con i genitori e quindi raggiungere anche chi potenzialmente ha l'età per essere donatore. E via via ecco che gli incontri si fanno sempre più strutturati fino ad arrivare alle superiori dove l'incontro diventa anche formativo con la presenza e l'intervento di un medico e quindi poi tutto si conclude con l'invito a questi giovani diciottenni di sottoporsi all'idoneità, come diceva prima Michele, quindi a questo primo test per capire se possono o meno essere effettivamente dei donatori di sangue. Ecco, ricordiamo appunto, non tutti hanno le caratteristiche insomma per essere dei donatori Sì. di sangue, bisogna rispondere a determinati requisiti, giusto? Ecco, a parte l'età che ho detto prima, essere di minimo 18 anni, c'è anche un peso minimo di 50 kg, sia per gli uomini che per le donne, e poi ovviamente bisogna godere di buona salute, ma questo sarà al medico accertarlo in sede di colloquio, oltre ovviamente con gli esami del sangue a cui si viene sottoposti. Ecco, quindi arrivate a portarli proprio fisicamente a fare l'idoneità. Magari ripassiamo un attimo il microfono a Lorella. Che tipo di risposte avete dai ragazzi? Ma io direi positive. Quando riusciamo a raggiungere le classi quinte soprattutto, vediamo che c'è una buona risposta. Soprattutto 2 anni fa abbiamo avuto anche, diciamo, il riscontro maggiore di questi ultimi anni, anche perché siamo riusciti a portare fisicamente l'idoneità nelle scuole. Questo è stato un passo difficile, lo stavamo cercando da anni e probabilmente ancora per i prossimi anni non sarà ripetibile. Però siamo arrivati a portare l'idoneità. Cosa vuol dire? Che abbiamo portato proprio fisicamente i medici
Siamo arrivati con un'autoemoteca e con questa autoemoteca è stato fatto il prelievo, quindi tutto a norma e lì c'è stato un po' di riscontro perché in quell'anno in 4 giornate siamo riusciti a poter fare l'idoneità a oltre un centinaio di ragazzi, non solo di Vittorio, perché ricordiamo che comunque nelle nostre scuole sono presenti comunque i ragazzi di tutti i comuni limitrofi e anche fuori regione. Pensiamo a Pordenone, a Sacile e dopo anche magari i comuni più limitrofi come può essersi anche Belluno o anche Treviso. E questo ci ha dato l'opportunità quindi che il nostro messaggio non deve essere soltanto collegato alla nostra città, ma Avis è un messaggio comunque diciamo che va a coprire, è più trasversale, quindi infatti questi ragazzi dopo sono stati iscritti con le loro Avis di appartenenza. Ecco, a questo proposito, appunto, Lorella faceva riferimento a questo evento per certi versi 2 anni fa, proprio col camper di Avis. Il camper di Avis ha fatto tappa in 4 istituti scolastici di Vittorio Veneto, il liceo Flaminio, sia il classico che allo scientifico, l'artistico e l'istituto Città della Vittoria. Noi all'epoca c'eravamo già con le nostre telecamere e quindi siamo andati a sentire anche il parere proprio dei ragazzi, li abbiamo intervistati. Francesca, ti appresti a fare l'esame per l'idoneità, come ti senti in questo momento? Beh, tranquilla, perché comunque si tratta di personale molto preparato, ci hanno rassicurati in tutti i modi e lo faccio davvero con serenità perché è una cosa giusta e essere utile agli altri è una cosa fondamentale secondo me. Qual è stato il percorso che vi ha portato fino ad oggi? Come siete arrivati a questo gesto di oggi? Beh, la cosa che mi ha spinta è stato il personale dell'Avis che è arrivato a scuola nostra e ha tenuto 2 ore di lezione spiegandoci le varie cose e così sono riusciti a convincerci in un po' di noi a venire qui oggi. È un po' di emozione perché è la prima volta, è un passo completamente nuovo, quindi sono un po' emozionato, però sono felice di poter fare questo, insomma. Cosa ti ha spinto a fare questa scelta? Col professor Pincini abbiamo parlato molto e ci ha fatto vedere che in giro, insomma, per il mondo ormai sono tanti donatori e mi sono sentito anch'io, ho sentito il bisogno dentro, quindi lo faccio. Sicuramente sentire fin da piccoli, quando parlavano i più grandi, insomma gli adulti dell'Avis, vedere questa cosa nuova e quindi adesso approcciarsi a questa donazione che fino ad ora avevamo sentito solo dagli altri, quindi provare in prima persona questa nuova esperienza. Ritengo che la donazione del sangue sia molto importante per la possibilità di salvare delle vite e se si è idonei è una cosa positiva, insomma, da fare. Innanzitutto io comunque ho uno spirito da medico, io spero di diventare un medico e quindi diciamo che la solidarietà verso gli altri, l'idea di poter essere utile per qualcuno e chissà magari nel caso di necessità che qualcuno possa esserlo per me è una cosa che mi dà molto conforto. Consiglieresti di compiere questo gesto anche a qualche tuo amico, qualche tuo compagno? Assolutamente sì, infatti sono contenta che stiamo partecipando in molti, almeno nella nostra classe c'è stata un'adesione molto numerosa, quindi sono veramente contenta. Diciamo che quando sono venuti a parlarci ci hanno spiegato come funzionava l'Avis e lì mi sono quasi sentito in dovere con me stesso di provare a donare il sangue perché comunque può salvare delle vite. Com'è stato fare l'idoneità questa mattina? Normale, nessun dolore, è un'esperienza che consiglio di fare. Che cosa ti ha spinto a fare questo gesto? Una voglia di aiutare la gente che ha bisogno e che è meno fortunata di me. Sinceramente lo pensavo già da quando ero 15 anni, cerca di donare perché alla fine è un piccolo gesto che a me non costa nulla perché perdi mezz'oretta circa, però può essere molto utile per altre persone. È andata bene, meno tremenda del previsto, ecco. Ero un po' terrorizzata dagli aghi, ma tutto a posto, dai. Com'è andata la prova di idoneità questa mattina?
Benissimo, è stato rapido, veloce, indolore e secondo me è una cosa che dovrebbero fare tutti quanti quelli che hanno 18 anni, pesate più di 50 kg, perché non donate il sangue? Dai ragazzi, andate a donare il sangue, cioè cosa state qua, no? E abbiamo sentito dunque gli studenti, abbiamo sentito il loro entusiasmo anche nell'affrontare e la paura anche per certi versi nell'affrontare la prova dell'idoneità, però abbiamo sentito proprio dei bei discorsi proiettati verso il futuro. Questi ragazzi che insomma mi auguro gran parte di loro saranno diventati effettivamente donatori, perché come diceva giustamente Lorella in quell'occasione avete avuto un'impennata, possiamo dire, Sì. poi di risultati. Allora, no? intanto diciamo una cosa che tu non hai detto, ma siccome io, come mi hai detto te, Vediamo. io lo dico lo stesso. Quella 2 anni fa c'è stato anche, oltre ai ragazzi, è salito sul camper di Avis anche Federico. Quindi Confermo, Federico non ha la nostra felpa, ma su questo penso Sì. che provvederemo. Non ha la nostra felpa non ha indosso la felpa oggi, però è anche lui un donatore di sangue, quindi già questo ci fa piacere. Forse perché ci sono anche le immagini in giro. ecco, ci adesso. sono anche le immagini, Speriamo esatto, che le no. abbiamo tenute nascoste, però possiamo Esatto. sempre rispolverarle. Siamo stati un po' a convincere. Sì, diciamo che io facevo, no, posso testimoniare in prima persona, ero uno di quelli che diceva sì, Lago, però faremo più avanti, sì, il lago è un po', eccetera. In realtà... Quindi anche tu sei la prova vivente che comunque del lago, diciamo, non è che si muoia di acqua. No, Ecco, perfetto. assolutamente, posso testimoniarlo. Ecco, l'ho detto questo per ricondurre il discorso sulle scuole. 2 anni fa teniamo presente una cosa, che quando noi diciamo facciamo l'idoneità, abbiamo avuto quei oltre 100 ragazzi che hanno quindi richiesto di diventare donatori. Si diventa però avvisini soltanto con la prima donazione, quindi l'importante di quello che è stato fatto 2 anni fa è proprio questo, che di quei 100 ragazzi che si sono apprestati per l'idoneità, effettivamente abbiamo avuto un buon riscontro anche di un ritorno, che questi ragazzi hanno anche già fatto la prima donazione, quindi sono avvisini a tutti gli effetti, e questo è un gran risultato, perché a volte l'idoneità, a volte per qualcuno si ferma lì. Ok, Ecco, quindi è bene dar seguito, una volta appunto che vi arriva la comunicazione che siete idonei, insomma poi bisogna ovviamente cominciare a donare, come ha fatto Federico. Cominciare a fare sul serio. Ecco. A proposito, ripassiamo il microfono a Claudia, diamo qualche numero di Avis. Voi anche in occasione della festa dei 60 anni avete raggruppato un po' i numeri, allora diamo qualche numero. Beh, innanzitutto la comunale a Vittorio Veneto comprende anche i donatori che risiedono non solo a Vittorio Veneto, ma anche nei comuni limitrofi, cioè Revine Lago, Tarzo, Fregona, Cappella Maggiore, Sarmede, Colle Umberto. E siamo circa 2000 donatori attivi e nell'arco dell'anno in media la comunale raccoglie circa 3000 sacche di sangue e di plasma. L'appello a donare è sempre costante, e non a caso quest'anno per il nostro 60° abbiamo voluto anche uno slogan che è, come vedete qui, dona sangue, dona vita, dona anche tu, che abbiamo poi voluto riportare anche nelle maxi affissioni in giro per la città, e i risultati, dobbiamo dirlo, non sono mancati, perché al 31 agosto di quest'anno sono state raccolte complessivamente 1991 sacche di sangue e di plasma, in netto aumento rispetto al 31 agosto di un anno prima, quando erano 1835. Una differenza, insomma, che ci fa ben sperare di poter chiudere anche quest'anno in aumento, dopo che lo scorso anno, insomma, c'erano stati dei cali di donazione. E quindi speriamo, insomma, che questo nuovo invito sia di sprone a molti ad entrare in associazione, diventare donatori. Anche perché, scusa Federico, di sangue ce n'è sempre bisogno, cioè è vero che il trend è in aumento, però questo vuol dire che per la nostra comunale, però questo vuol dire che comunque bisogna andare a donare, che non è che dobbiamo fermarci, di sangue ce n'è sempre bisogno.
Certo, il sangue, come abbiamo già detto prima, non si crea in laboratorio e quindi bisogna, appunto, è fondamentale l'apporto di Avis. Siamo quasi in chiusura di questa nostra puntata. Ricordiamo che, insomma, Avis è fatta da volontari. Ok, Lorella, che cosa dire a tutte quelle persone che quotidianamente, anche semplicemente solo col passaparola, aiutano a far sì che poi si possano raggiungere i traguardi, come ci diceva Claudia poc'anzi? Beh, intanto, visto comunque sempre anche sull'onda dei nostri 60 anni, io direi un grazie a tutti i donatori, a tutti quei donatori costanti, ricorrenti e che e anche in modo anonimo mettono il loro braccio proprio fisicamente a disposizione dell'ammalato. Quindi sicuramente a tutti i volontari grazie, perché effettivamente questo è un grande gesto, semplice ma che può salvare una vita. E dopo cosa dire invece a chi non è ancora donatore e volontario? Basta poco, sicuramente noi siamo lì a disposizione, tanta gente anche al centro trasfusionale è pronto ad accogliere, a dare informazioni, ci basta poco, a volte si dice non ho tempo, il tempo per qualcosa in cui si crede si trova sempre, e però in questo caso anche diciamo che per fare la donazione di sangue, come anche ricordava prima Michele, bastano veramente pochi minuti, non si devono perdere giornate intere, e quindi con pochi minuti del nostro tempo riusciamo a salvare o a dare un supporto a chi sta male. E questo penso che sia anche una bella cosa, anche che gratifica anche noi che facciamo questo gesto, e vorrei ricordare una cosa in chiusura: chi diventa volontario, la cosa più brutta è proprio il momento in cui deve finire. Smettere di donare. Sì, noi abbiamo visto gente con le lacrime perché è arrivato al termine, perché anche giustamente anche i volontari possono donare il sangue. Prima abbiamo detto i requisiti per iniziare. Ricordiamo che almeno nel Veneto possiamo donare fino ai 66 anni meno un giorno. Okay. E quindi abbiamo visto veramente i primi che hanno iniziato, che quindi adesso stanno uscendo con le lacrime agli occhi, e insomma questo fa anche già capire cosa vuol dire essere un volontario, quanta passione ci si mette, anche entusiasmo sicuramente. Certamente, ci eravamo dimenticati, e vedo che Michele brandisce le nostre bustine di zucchero. Allora, perché Avis, dovete sapere che insomma cerca di ricordarvi proprio in tutti i modi. Prima Claudia faceva riferimento alle maxi affissioni che sono state fatte con proprio lo slogan di questi 60 anni, ma Michele cosa ha in mano? Quest'anno per i 60 anni abbiamo riproposto delle bustine di zucchero che abbiamo sparpagliato per tutta la città di Vittorio Veneto, in maniera tale da ricordare a chi va a bere il caffè di avere sotto mano lo slogan dell'Avis. E quindi ci faceva proprio piacere questa cosa qua, perché anche qualche anno fa l'abbiamo fatta e tanti sono rimasti contenti, e soprattutto anche i gestori, perché abbiamo anche gestori che sono donatori di sangue, quindi anche per loro giocano in Avis, casa. Esatto, avere Avis sono proprio contenti. Molto bene. Stanno andando a ruba, devo dire. Ok, dovrete adesso farne una produzione. Ma adesso li riproporremo una seconda tranche ai vari bar, quindi se ci vedete arrivare con le bustine del sangue, del sangue, ma le bustine di zucchero, siamo noi che le stiamo distribuendo. Molto bene, perfetto. Bene, allora siamo in chiusura. Però se mi permetti, prima di la Presidente ha facoltà di parola. Ecco, allora noi intanto ti ringraziamo la Tenda TV per essere stata sempre presente in questi anni, soprattutto per quanto riguarda le scuole, Pedala Avis, quindi avete sempre cercato di promuovere il nostro messaggio. Allora, da Presidente, a nome di tutto il Consiglio, visto che prima abbiamo detto che ti abbiamo finalmente tirato dentro nella nostra associazione, allora la felpa non te la facciamo indossare, però te la vogliamo donare. Okay. Allora diamo a Federico. Grazie. Quindi sapete che se volete informazioni adesso sei ufficialmente arruolato anche come informatore di Avis, quindi chiedete anche a lui, oltre che alle bustine di zucchero, avete tutte. Oppure chiedete a Claudia. Ecco Claudia. Infatti stavo per dire che comunque qui alla Tenda TV siamo in 2, se non forse qualcuno di più, però almeno 2 ci siamo, giusto? Quindi possiamo testimoniarlo. Sì, certo. Ecco, allora grazie, io ovviamente abbiamo scherzato, ma il messaggio che vi stiamo
mandando, grazie anche a tutte le immagini, tutte le voci che vi abbiamo fatto ascoltare nel corso di questo speciale, è uno solo e immagino che si sia capito in maniera molto chiara. Quantomeno informatevi, insomma, e avvicinatevi al mondo di Avis. Quindi un grazie agli ospiti che sono stati qui, Lorella Piai, Michele Daros, Alessandra Dalle Crode l'abbiamo vista prima e Claudia Borsoi. Occhio che adesso Michele non vuole più andare via e vuole rimanere qui. Volevo chiudere col nostro slogan che avete visto su tutti i cartelloni di Vittorio, che è questo: dona sangue, dona vita, dona anche tu. Ti aspettiamo in centro trasfusionale. E noi aspettiamo tutti i nostri telespettatori ovviamente al centro trasfusionale di Vittorio Veneto e in chiusura ancora un buon compleanno, tanti auguri all'Avis per questi 60 anni.